terza edizione del concorso canoro Fiore d'Argento, che ha riservato grandi emozioni al pubblico numerosissimo di un pub a Mogliano Veneto, tra le province di Venezia e Treviso. Chi si aspettava una sorta di dilettanti allo sbaraglio si è dovuto clamorosamente ricredere, assistendo ad una serata dal livello estremamente elevato, con performance davvero interessanti ed almeno 4-5 nomi da tenere in considerazione, pur a dispetto, in diversi casi, della giovane se non giovanissima età, con il benestare dei genitori che hanno acconsentito alle riprese delle prove canore dei loro figli. Più donne che uomini, ma voci che in alcuni casi difficilmente si dimenticano. Tra prove urlate, sussurrate o magnificamente equilibrate nei toni, 3 ore di kermesse che non hanno lasciato un attimo di respiro ad un pubblico attento, non solo di familiari, ma pure di avventori e avventrici, evidentemente consapevoli del fatto di trovarsi nella dimensione di un locale in cui si consumano solitamente musica, pollo e galletto con montagne di patatine fritte innaffiate da cascate di birra. A dispetto del caldo tropicale, interpreti bravi a reggere il palco, anche se inevitabilmente qualche stecca dettata dall'emozione ha fatto capolino, ma si è trattato di momenti sporadici, si diceva, in un livello medio straordinariamente accattivante nel corso di una serata condotta dinamicamente da Roberto Ghiro Guido dei Tre Mendi, consumato presentatore ed intrattenitore, splendidamente sorretto dalla direzione artistica del maestro Mattia Zanatta, a sua volta affiancato da un'equipe assolutamente impeccabile, pur a fronte, anche in questo caso, di qualche momento di inconvenienti acustici, comunque quasi inevitabili, in una manifestazione live, trasmessa via streaming e seguita da decine di migliaia di fan. Fan che non hanno visto tradite le attese per una manifestazione egregiamente gestita sotto gli occhi attenti di una inflessibile e competente giuria, costituita dalla docente di canto Alice Sabbadin e dal cantante lirico ed attore Ivan Ricci, giuria che non ha concesso sconti, riconoscendo però che i diversi premi hanno visto lottare sul filo di lana molti concorrenti, a testimonianza di un confronto equilibrato, dove è stato veramente difficile stabilire a chi assegnare i prestigiosi riconoscimenti, che oltre ai primi 3 classificati ha visto pure un premio 7 Gold, in base al quale la vincitrice potrà partecipare alla trasmissione 7 in punto, mentre agli altri concorrenti sono spettati riconoscimenti in denaro, in strumentazione professionale e in ore di lezione di perfezionamento del canto o della presenza scenica, perché i trionfatori della serata moglianese si sono imposti non solo per la bella voce, ma pure per la capacità di muoversi sul palco o di saper interpretare con disinvoltura il brano proposto, nelle sue proporzioni di evento locale, ma ragazzi e ragazze venivano non solo da diverse aree del Veneto, bensì pure del Friuli Venezia Giulia e della Lombardia, un'esperienza che compie solo 3 anni, ma che promette di riservare sempre più significative sorprese, affidandosi ad interpreti bravi a non scimmiottare i big o presunti tali, anche se certe momenze giocoforza rimandano a determinate star, ma si spingono nella ricerca di un'affermazione di se stessi che costituisce un modo esemplare di proporre l'arte anche quale fondamentale strumento di crescita. Grazie.